Ok. Birra, birra. Guarda Llorente, va. Che capello che si è fatto Demme. No, you gotta see this. Ragazzi, birra Peroni, non ci potete credere. Ma in America birra Peroni fa comunella con la nastro azzurro e hanno fatto la Peroni nastro azzurro. It is what it is. Oh, cin cin. That's our coach. Oh, he has a Naples. I'm telling you, that's what you're gonna do. That was my idea and they stole it. Ok, cominciamo con un fazzoletto di sfaccino. Questo è il famoso fazzoletto di sfaccino. Ehi! Cazzo! No, ma che sfaccimma! 2 minuti! 2 minutes only! Why? So now we are, is it 0-1? Yeah. But the first game was 1-0 for us. So So now we are 1-1. Okay, gotcha. If it finishes like this, Then we're tied. we're tied and we go to the penalty kicks. And we don't want that because penalty kicks it's like it's a lottery. It's not who's better. It's a matter of luck. Non ci capi. Se è mane è giallo. storia del Napoli non è facile a livello Oh anche il my God. presidente De Laurentiis con mascherina d'ordinanza qui sulla tribuna Rigolo in Candreva, pappone. ancora indietro verso Barella, Pappone, sì. De Vrij, Pappone means pimp. Oh my God. Brozovic, Sergio Candreva prova con il sinistro, Mamma mia. il pallone è sul fondo, Chiama zia Lish, chiama felle carne. Dai. con il modulo 352 del tecnico. That's perfectly COVID. It's very COVID friendly. Secondo me troppo eccessiva la sua irruenza per voler recuperare il pallone nel momento in cui comunque Un po' di fazzoletto di sfaccimma anche qua, dai. Hey, you need to acknowledge the good. But yeah, but the way they let them. Like we didn't have a clear chance like that, Right. you know? Dai, dai. Cazzo! No, fallo là! Non ci credo. È caduto solo lui. Qua si chiama fazzoletto di sfaccimma. E qua Mertens voglio vedere. In mezzo verso Mertens. Ah, la marcatura come on, di shoot. De Cazzo! cerca la conclusione Oh. sporcata da prima l'avvio dell'azione di Mertens, sulla Missed conclusione non è opportunity. stato né fortuito. Urlo di Rab avrebbe tirato a giro sul secondo palo, non benissimo De Vrij che ha voluto di testa. Lukaku cerca il secondo palo, non troppo. Dai Yusai. Tunnel di Yusai. Lukaku, la grande risposta di Ospina sul colpo di testa del giro. Dai, dai, Maxi, dai. Bravo. Yusai è o meglio. Stai giocando meglio di tutto quanto. Già, Monito è fuori. Vedi, non lo ammonito. Perché sei un codardo. Come on. Yeah, his foot was If she knows it. Disonesto, sei disonesto. replay. Yeah, he's a bully. Naturalmente anche questo dovrà essere valutato. Prova la conclusione. con Uè, il uè. destro, non trova lo spazio. Madonna, Candreva, Miro. il movimento di Lautaro. Candreva carica il destro, la risposta. Miracolo. Miracolo. Si può dire miracolo. Lo spazio per essere Miracolo. Insigne. Eh. Eriksen prova ad inseguirla ancora Insigne al limite dell'area, entra Insigne. Dai, dai, cazzo! Sì! What? Oh, Sì! I missed it. Oh, bravo. Dai, dai. No, fallo e qua cazzo devi ammonire. Bella azione, bella azione. Dai, dai, culi. Bravo. Ma proprio senza dubbio. Boom, boom, miam, è espulso, zitto, è muto. È diversa. Ma siete disonestissimi. Ho capito, vedi, e non glielo dice. Un pochino meglio lì Pazzi che ha lasciato nel primo tempo. Napoli che dovrà va a terra Lautaro, calcio di punizione in favore You're so dell'Inter. dramatic. I know. Bravissimo nel gioco aereo. Ah, nice. Intercettata Good. da Ospina. Può andare all'1 contro 1 con Ashley Young. Cerca di mettere in adesso un difficoltà, poco più converte veloce, sul più destro, veloce. sul sinistro. Piano. Piano però, Battello ma di adesso Lorenzo, un po' fallo più commesso veloce. da Bastoni, Ecco, that's verso good. Sotello. No, Zielu, mamma mia, che combinato. Bravo. Dalla parte opposta. Cross passo in Uè, mezzo, uè. entra Insigne veloce. Insigne Sì, no, cazzo, è una zona sua, è spesso la fa. Bravo. Parte Eriksen, pallone. Did you hear that? That's amazing. Hai sentito come guida la difesa? Aspetta, via. L'idea non era male, ma ha tirato manca chiaro. Si può dire? Ah, fatta per e per. Stu scurnacchiato.
Oh, si strunzo, non sai qua. Elmas effettivamente era sparito dalla circolazione, ma Zielinski sempre a intermittenza, sempre. Ah, un po' di fazzoletto di sfaccino proprio fresco fresco. Vedi che significa il fazzoletto di sfaccimma? Callejon, ma al posto di chi è entrato Callejon? Napolitano? Uè, rimettiamoci in... Bravo. Bravo. Con il suo naturale equilibrio di calcio e sodio. Lete. Attenzione certamente di colpire qualità e confidenza. Mamma mia! Ma che cos'era? Tira a porta! Di Lorenzo malissimo oggi, diciamole le cose. Milik, dimostraci che non è vero, che sei uno che... Poi ne parliamo. Vai Seb tu. Alexis Sanchez all'interno dell'area di rigore. Sanchez. Maronna non santissima. trova la porta. Eccola la battuta. Ospina con i pugni riesce a respingere. Allontana Insigne. Al momento della battuta. Zielinski cazzo! Zielinski. Maronna. Non trova lo sbaglio. È bruttissimo. Che guardate, Palumelo. No. Che non va subito alla conclusione. Si gira Eriksen. Madonna mia che miracolo! Sì! Che si è riscattato alla grande. Ma io silenzio con Spina, eh? Sta parata vale la stagione. Cioè tra Sudbury Younes e Lozano niente. Ue pazze, buone! But still, what the fuck? And are you sure? Hey! And now everybody's hugging. No, you shouldn't. No, don't. La seconda contro la Juventus, già battuta a Roma nel 2018. Going to the final. Against i giocatori del Napoli, esulta Gattuso, le parole dei protagonisti. It's gonna be bad. Yay! You see, you can watch it. Go Napoli! Insomma ragazzi, io mi sono cambiato perché come potete immaginare si suda, è una reazione un po' speciale perché avete capito e immaginato la situazione, ma bisognava farla perché io non si abbandona il canale solo perché, capito, ci sono il canale del Caffè Napoli 1926 al quale voi vi iscrivete. Poi ne parliamo in seguito. Non si abbandona mai, è tornato il Napoli ed è tornato lo stesso Napoli che abbiamo lasciato, proprio identico. Se voi andate a rivedere il commento della partita dell'Inter dell'andata, noi abbiamo fatto la stessa partita, abbiamo sofferto delle cose, abbiamo fatto il fazzoletto di Sfacim, siamo stati capaci di ripartire e di mettere in difficoltà anche l'Inter, che per me resta una chiavica perché sono grossi, sono macchinosi molto spesso e fanno dei falli. Per me Rocchi ha fatto una partita di merda, mancano cartellini gialli, una continuazione, falli di mani non chiamati, ma guarda, lasciamo proprio perdere. Bene com'è andata perché mancano cose clamorose, ma noi le diciamo quando vinciamo, specialmente. E quindi va bene così. Menzione Ospina, qua se ne parlerà per tutta la settimana perché la papera... Ma la papera è successa anche a Meret, non fate i dimenticatori. La papera succede anche a Meret e succede ai migliori, l'importante è fare le parate di dopo. Dopo la papera, la parata che ne fa 2 o 3, una più bella dell'altra, e il lancio che fa per Insigne. Il gol di Mertens è un'invenzione di Ospigne. Insigne e Ospigne, Insina, perché è stata una genialata il lancio, è stato geniale Insigne a mettersi davanti a Eriksen e a sapere che Mertens avrebbe seguito molto bene. Piccole altre menzioni, grande Maximovic, ancora non mi convince Koulibaly, maluccio di Lorenzo, maluccio proprio, Isai così, meglio di come potessi aspettare. Zielinski ancora proprio accende e spegne e non va bene, abbastanza bene Dem, insomma Elmas pure, insomma, prestazioni sufficienti o poco sotto la sufficienza un po' di tutti, però andava fatta la partita di sacrificio e va bene così. Ci prendiamo questa finale. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale, hashtag si va in finale Beppe, e sapete cosa fare, sentite? Ci stanno venendo a prendere.